Una giornata per far vedere il livello di meccanizzazione per la gestione dei corsi d'acqua in aree rurali. A Mogliano Veneto nel Trevigiano, quella che viene definita un'azienda dimostrativa, la Diana Bonisiola, ha ospitato l'evento voluto da Veneto Agricoltura. Siamo qua in una delle 4 aziende agricole di Veneto Agricoltura, l'azienda Diana di Mogliano Veneto, per una giornata dimostrativa. Quindi noi oggi abbiamo portato qua tutta una serie di macchine moderne che servono per la gestione dei fossi e la gestione delle piante lungo i fossi, per poter dimostrare, per poter mostrare quello che l'ultima realizzazione della tecnica permette di fare questo tipo di gestione. È sicuramente uno dei compiti di Veneto Agricoltura essere anche dimostrativa in questo senso. La partecipazione è importante, sono iscritti circa un centinaio di tecnici e questo ci dà sicuramente molta soddisfazione. Eventi climatici estremi come precipitazioni di forte intensità, prolungati periodi di caldo e siccità hanno posto all'attenzione del mondo agricolo, ma più in generale dell'opinione pubblica, il tema della gestione della rete idraulica. La manutenzione dei corsi d'acqua è finalizzata al ripristino o alla conservazione dell'efficienza idraulica, del drenaggio dei terreni circostanti e del deflusso delle portate di piena, ma bisogna tenere in considerazione l'efficienza dell'ecosistema agrario, che dipende anche dal mantenimento e dallo sviluppo di una vegetazione erbacea e arbustiva lungo le vie sia dei corsi d'acqua consortili che di quelli aziendali. La giornata dimostrativa, organizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ha permesso di vedere in azione le più moderne attrezzature per conciliare una gestione ecologicamente compatibile della vegetazione lungo le rive, la manutenzione della sezione di alveo, il minimo impatto ambientale, la sicurezza dell'operatore e infine la salubrità dell'ambiente. Una regione come il Veneto, che ha decine di migliaia di chilometri di canali artificiali, di corsi d'acqua, ha bisogno di gestire in modo efficiente questa infrastruttura fondamentale per il territorio e per l'agricoltura in particolare. Sono molti decenni che si è passati dalla gestione manuale alla gestione con macchine, ma la grande rivoluzione che adesso sta avvenendo è che abbiamo macchine sempre più adatte a gestire i corsi d'acqua non solo con un'ottica di efficienza idraulica, ma anche con un'ottica di gestione naturalistica. E questo è un tema che proprio qui 10 anni fa, nel 2009, è partito con la prima giornata dimostrativa e adesso periodicamente ritorniamo per mostrare le innovazioni, e questo è nel DNA di Veneto Agricoltura, agenzia per l'innovazione nel settore primario.